Buongiorno a tutti gli appassionati di musica corale e naturalmente un ringraziamento particolare va all'Associazione Corale Regionale, al suo presidente Carlo Berlese e all'intero staff che ha dato vita a questo interessante progetto. Il brano che ho scelto per questo nostro incontro si intitola I Mes d'Alan, ossia i mesi dell'anno, i mesi che compongono l'anno con le loro peculiarità, come per esempio blanche freta le zenar, glazzata le febrar, e avanti così nella descrizione di tutti i mesi dell'anno. Ho aggiunto un sottotitolo Divertimento per coro a tre voci bianche e pianoforte. Questo lavoro è stato scritto per il quarto concorso di composizione corale nazionale Falivis, organizzato dall'USCF della provincia di Udine assieme all'USCI regionale. Un brano che poi sarà segnalato ed eseguito durante la serata di premiazione dal piccolo coro Artemia di Tor Viscosa. Il testo è stato scritto da Ada Sargentiliva, una maestra elementare che aveva pubblicato un libretto di poesie intitolato Fioritura, poesie italiane e friulane per gli alunni delle scuole elementari. Questo libretto, che era come un dono ai ragazzi, nato per la scuola in un ambiente vivace, ispirate da un sincero sentimento verso la natura, espresse appunto in lingua italiana o in friulano, e sicuramente sempre efficaci nella loro semplicità e freschezza. La maestra Ada, poi, che purtroppo non ho avuto modo di conoscere personalmente, ci ha lasciati nel 2018 alla veneranda età di 97 anni. Vi dicevo appunto di non aver avuto modo di incontrarla, ma ricordo che quando ho fatto una ricerca sull'autrice del testo, ricordo di aver trovato una notizia assai simpatica che raccontava della maestra Ada che a 92 anni dal Friuli era partita in aereo per incontrare la sorella che abitava a Cremona. E fin qui voi direte che non c'è nulla di strano. In realtà dobbiamo immaginare questa arzilla signora che da sempre nutriva una grande passione per il volo, così da chiedere al figlio, pilota professionista, ex pilota della pattuglia acrobatica nazionale, di organizzarle il viaggio per raggiungere la sorella. E proprio il figlio testimoniava questa gioia immensa della mamma in quell'istante la persona più felice al mondo. Vi ho raccontato questo che potrebbe sembrare una divagazione decisamente insignificante, ma è proprio questa attenzione verso gli autori dei testi che vado via via ad affrontare che mi dà la possibilità di avvicinarmi maggiormente allo spirito del testo. La vitalità quindi presente nella maestra di Cervignano del Friuli e naturalmente riscontrabile nei suoi scritti, quasi un'epifania, una manifestazione dell'entusiasmo e di riflesso della vena artistica di questa donna e l'energia che poteva trasmettere poi ai suoi bambini. In realtà il testo è un testo semplice, ma sappiamo che nella semplicità poi spesso troviamo una grande forza. C'è in questo testo un evidente richiamo alle filastrocche e alle conte infantili.
Sicuramente dietro allo stesso c'era un intento didattico e sappiamo come i bambini provino un vero piacere nel recitare filastrocche e conte infantili. Quel piacere dato dalla presenza delle rime, ma sicuramente dalla presenza di un elemento accattivante come quello della scansione ritmico-sillabica. Da qui l'idea di dar vita ad una composizione per voci bianche, riprendendo l'intento chiaramente didattico del testo, utilizzando come elemento portante il ritmo, che sin dal principio non avrebbe dovuto presentarsi soltanto nella sua veste binaria oppure ternaria, ma partire subito con un ritmo misto per proseguire, a seconda del significato testuale, verso un utilizzo sempre maggiore di quello ternario. L'idea era quella di giocare, trovare divertimento con i numeri, in questo caso i numeri 2 e 3, che hanno poi portato all'alternanza stessa dell'indicazione di tempo tra il 2/4 e il 3/4 ed anche a determinate scelte musicali riguardanti la stessa struttura del brano. Il brano ha una classica struttura tripartita A, B, A', dove a loro volta queste sezioni, in particolare la sezione A e B, sono divise in due parti e poi corrispondono ognuna ai due versi del testo presi in considerazione, mentre la sezione A', ossia quella che andiamo a identificare come ripresa del materiale iniziale, A' è suddivisa in tre parti che corrispondono agli ultimi due versi del testo con l'aggiunta di una stretta finale, semplicemente con il desiderio di un ulteriore utilizzo del materiale motivico iniziale, dando così una maggiore sensazione dell'imminente conclusione del brano. In questa stretta utilizzo i nomi dei mesi e il titolo I mes d'Alan. Ecco, in questo caso mi sono preso la licenza di aggiungere questa parte testuale, che però in realtà corrisponde esclusivamente alla ripresa dei nomi dei singoli mesi, peraltro già presenti nel testo, quasi a volerli citare ancora una volta tutti quanti con un evidente intento didattico, ma ritornerei ancora sui numeri 2 e 3 che troviamo costantemente presenti anche nella condotta della linea melodica, che ha una sua morfologia quasi esclusivamente fondata sui gradi congiunti, quindi seconde maggiori, talvolta minori, terze maggiori e minori. Mi piace evidenziare che gli elementi melodici utilizzati all'interno dell'intera composizione non sono altro che lievi variazioni continue dei brevi incisi iniziali, dove solitamente all'antecedente presentato da una voce fa seguito il conseguente in un'altra voce. In altri casi l'antecedente, la proposta, quindi viene esposta da due voci alle quali fa seguito il conseguente proposto dall'insieme delle tre voci. Queste, quando si presentano assieme, procedono sempre in omoritmia, a parte in un passaggio dove le voci danno vita a un procedimento per imitazione. Si veda battute 43, 44 e 45, dove si riscontra un evidente intento madrigalistico che descrive il termine
seselà, ossia falciare. Lo descrive sia nella gestualità dell'azione stessa del falciare, con l'utilizzo di una microcellula motivica costituita da 3 suoni, mi bemolle, sol bemolle, mi bemolle, quasi a identificare graficamente la mezzaluna disegnata dal contadino che falcia, che fa questo movimento, sia nell'intenzione di passare poi da un primo piano rivolto verso questo ipotetico contadino, quindi questo primo piano che si sposta verso un ambiente sempre più ampio, quasi volendo allargare la visuale, zoomando per riprendere tutto l'ambiente circostante. C'è quest'idea appunto di tridimensionalità creata in questo caso con un procedimento imitativo. Se poi ci soffermiamo ancora sull'elemento melodico, è evidente il continuo utilizzo di pur semplici madrigalismi a sottolineare, rappresentare, descrivere, amplificare i diversi significati dei termini che vanno a caratterizzare ognuno i mesi dell'anno, come per esempio la catabasi iniziale, questo procedimento verso il basso su termini fret e glaciat, oppure l'anabasi, questo movimento, lieve movimento verso l'alto su termini contental rit e flurit, ma anche sulla parola schiafoe, ossia soffoca, parola che viene troncata sulla prima sillaba, battuta 58, quasi con il desiderio di rappresentare appunto la fatica di respirare, di prendere fiato. E non ultimo la parte affidata al pianoforte, che sopporta la parola rit, ride, di battuta 31, dove l'elemento ritmico al pianoforte diventa lui stesso una risata incontrollata. Nella ripresa poi, da battuta 60, l'elemento melodico in Mi minore subirà una lieve variazione che riguarda i valori stessi della linea melodica ed anche dell'accompagnamento che sarà esposto per aggravamento, che con l'aggiunta dell'indicazione tristemente sottolinea la malinconie, quella malinconia propria del mese di novembre. Si parlava appunto un attimo fa della parte affidata al pianoforte. Evidentemente questa ha una sua valenza in quanto supporto all'intonazione delle voci, ma tale parte diviene fondamentale nella condotta dei diversi cambiamenti di carattere che si susseguono all'interno della composizione, utilizzando tutta una serie di moduli ritmici che rappresentano l'anima del brano stesso. Si noti come gradualmente ci sia l'intenzione di escludere la scansione ritmica binaria, privilegiando sempre più quella ternaria, per giungere nella parte centrale, da battuta 48 a 58, con il ritmo ternario che si è ormai imposto su quello binario,
Anche l'indicazione del tempo rimane costante, per la prima volta rimane il 6 ottavi. Questa sezione è una sezione danzante di massimo splendore che si può identificare come climax, come momento apicale della composizione, che poi trova una corrispondenza anche sotto il profilo matematico, se vogliamo, perché rappresenta la sezione aurea del brano. Momento di massima luce, dicevo, proprio come i mesi estivi di luglio e agosto, mesi di festa, di sagre paesane, di spensieratezza, diventano quindi il punto d'arrivo nel susseguirsi delle stagioni. Qua e là poi ci sono dei suoni aggiunti all'interno di procedimenti accordali che potremmo chiamare wrong note, note sbagliate, con l'intento di dare quel giusto carattere scherzoso ad un brano dedicato ai ragazzi. Da qui, infine, un brevissimo sguardo verso le scelte armoniche, anch'esse strettamente legate alle intenzioni descrittive del testo. Possiamo dire che il brano è scritto in Mi maggiore, anche se in principio l'esordio è in Mi minore, con una linea melodica che utilizza la scala minore naturale. Questa partenza quasi a voler dipingere in successione una serie di brevi quadretti che via via acquistano sempre più luminosità per giungere al massimo splendore proprio nel momento dedicato alla citazione dei mesi estivi. Perciò la successione armonica si sviluppa all'interno di questo ambito tonale, all'interno del quale avvengono degli spostamenti di terza maggiore, sempre terza maggiore, quindi verso il sol diesis all'inizio, che poi per comodità enarmonicamente scriverò in la bemolle maggiore, e poi ancora per terza maggiore verso il sesto grado melodico minore di Mi, che darà vita alla parte danzante in Do maggiore. Naturalmente, procedendo per terza maggiore, eccoci alla ripresa nuovamente in Mi maggiore. Anche in questo caso ho optato per questa successione armonica che è una risultante di rapporti di terza, privilegiando nuovamente il numero 3. Naturalmente le scelte armoniche fin dalla tonalità iniziale sono strettamente legate al trattamento stesso delle voci, sia sotto il profilo della conformazione motivica, sia sotto il profilo del range, dell'ambito da utilizzare per le singole voci. Mi piacerebbe concludere rimarcando il desiderio principale che ha guidato l'intero lavoro, ossia quello di dar vita ad un brano che riuscisse ad amplificare quella freschezza compositiva presente nel testo della maestra Ada, senza mai perdere di vista l'intento didattico, anch'esso presente nel testo. Ringrazio nuovamente l'USCI della Regione Friuli Venezia Giulia e un augurio sincero a tutte le realtà corali, ai loro presidenti, ai loro direttori, che si possa riprendere quanto prima l'attività corale, naturalmente in presenza. Tanta buona musica a tutti. Mandi.